Aveva scelto di sostenere la ricerca e nel 2019 era stato ospite del VIM, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare con sede a Padova, dove aveva voluto non solo incontrare i vertici, ma anche salutare uno a uno i ricercatori, trovandovi persino una conterranea. Sono siciliana come lei. Della provincia di Agrigento. Una giornata storica per l'Istituto di Via Horus, di cui Pippo Baudo era grande amico e sostenitore, testimonial della campagna sui lasciti testamentari destinati alla ricerca. Nei laboratori del VIM, l'uomo che in Italia ha rivoluzionato il modo di fare televisione, diventandone uno dei maestri, si era dimostrato curioso e attento. Per il VIM aveva anche registrato un video l'anno successivo, nel 2020, in pieno lockdown, in cui continuava a sottolineare il valore della ricerca per combattere il Covid e altre patologie. A salutarlo, a nome di tutta la comunità del VIM, Giustina Mistrello Destro, presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, che ha voluto ricordare Pippo Baudo, una persona squisita che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare a lungo, sempre attento al prossimo e alle future generazioni, un esempio di serietà e impegno che ricorderemo a lungo.